Un tema molto serio, a proposito di ambiente, introduco un elemento, mi scuso se vado anche un po' fuori tema, la dismissione delle armi siriane, delle armi chimiche siriane, 1290 tonnellate di armi chimiche. Bene, non si capisce perché nessun paese ha voluto ospitare questo trasbordo e l'Italia sì, nel silenzio o nell'incertezza del ministro Bonino, che noi invitiamo a chiarire. Però è un passaggio, no, quello per l'Italia. No, c'è un tema, dai dati che abbiamo rilevato, ma vorremmo essere smentiti, lo dico con molta franchezza, ma con molta serietà. Sì. A noi risulta, e sono i dati anche dell'OPAC, che è l'Organizzazione della Proibizione Armi Chimiche, che il trasbordo non è un trasbordo di qualche minuto, perché essendo armi anche instabili, hanno bisogno di essere posizionate a terra. Sì. Per cui è un trasbordo che non durerà 24-48 ore, ma 45-90 giorni. E i porti che sembrano interessati sono Augusta in Sicilia, la Maddalena in Sardegna Brindisi, e Gioia Tauro. Gioia Tauro. Queste sono le informazioni, attenzione, informazioni perché il ministro non è mai intervenuto con chiarezza, non si capisce perché su un tema di questo tipo. Primo, perché come gli altri paesi europei non si sia detto no. Anziché andare a dismettere, bisogna essere chiari, perché non si può andare a fare Facciamoci dare un'informazione, vediamo. Io spero che lui mi smentisca, sì. Ma noi, ecco, lo dico chiaro, noi abbiamo aperto come Italia dei Valori, mi spiace, ma un presidio di legalità a Casal di Principe la settimana scorsa, perché la Terra dei Fuochi va presidiata. Lo apriremo la prossima settimana a Lampedusa, perché riteniamo che non sia più possibile parlare di emergenza. Lo andremo ad aprire in questi porti, perché noi non ci fidiamo di sentir dire no, ma guarda, è un passaggio così. Noi riteniamo che sulle coste italiane, e poi non si capisce perché la Russia, che ha venduto le armi, non li dismetta sui propri territori, anziché ospitarli solo sui territori italiani. Tre porti andremo a mettere i presidi di legalità per denunziare qualora questo passaggio non sarà così indolore. È così, Marazzini.